Buongiorno a tutti. Con i 5 minuti accademici iniziamo questo webinar. Benvenuti, io sono Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV e responsabile del Digital Innovation Hub di Confindustria Veneto. Questo è il secondo incontro che viene organizzato da Confindustria Veneto con il supporto di tutte le territoriali del Veneto, quindi Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est, Confindustria Vicenza, Confindustria Verona. Quindi è un webinar esteso a tutti gli associati del Veneto e questo secondo webinar è dedicato alla presentazione di uno specifico strumento per la valutazione della cyber security in azienda. Ci sono state oltre 100 iscrizioni, segno che effettivamente il tema è piuttosto caldo e piuttosto interessante. La mattinata si svolgerà così, sostanzialmente concentreremo questo webinar in non più di un'ora, quindi fra un'ora, per mezzogiorno vorremmo terminare. Vi presento in pochi minuti le attività di Confindustria Veneto del nostro sistema per la digitalizzazione. Poi invece vi sarà la presentazione dello strumento da parte dell'ingegner Colorio, che è uno dei nostri manager 4.0, e ovviamente sia nel corso della mia presentazione, ma sicuramente nel corso della presentazione dell'ingegner Colorio, c'è sempre la possibilità di fare delle domande utilizzando la chat del sistema. Allora direi di dare subito inizio alle danze sostanzialmente, e vi racconto velocemente che cosa facciamo e che cosa fanno in particolare i Digital Innovation Hub. Allora, il Digital Innovation Hub del Veneto nasce sostanzialmente, vediamo se funziona la slide, lo scorrimento delle slide forse no. Perfetto. Il Digital Innovation Hub, così come i Competence Center, nascono dal piano Calenda. Sostanzialmente qui vedete proprio lo schema che allora elaborò il MIUR, in cui di fatto sulla sinistra le attività dei Digital Innovation Hub, che vengono un po' comparati nell'ambito della digitalizzazione a quelli che possono essere considerati dei medici di base che in qualche modo fanno attività di awareness, visitano le aziende per cercare un po' di capirne i bisogni e poi sostanzialmente da qui c'è il passaggio alla parte destra di questa slide, cioè la soluzione specialistica a quelli che sono i problemi che si individuano nelle aziende attraverso soprattutto la rete dei competence center nazionali. Sapete che in Veneto, anzi nel Triveneto, c'è un competence center che si chiama SMACT, che copre appunto le 3 regioni del Triveneto, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. In realtà questo che era il disegno, il vecchio diciamo, disegno di Calenda ha a nostro modo di vedere forse qualche lacuna, nel senso che con tutte le attività che abbiamo svolto nei confronti delle aziende, adesso ve le racconto velocemente, e possiamo dire che in realtà il processo diciamo, di digitalizzazione dell'azienda non sempre richiede le competenze specialistiche delle università, molto spesso invece è un processo sostanzialmente di integrazione digitale in azienda, un processo che comincia, o è già cominciato per molte dalla Lean, ma poi è sostanzialmente il processo che prevede di rendere le macchine intelligenti, collegarle poi a tutti i diversi sistemi gestionali, ce ne sono N, poi da qui tirare fuori i dati e da qui sostanzialmente arrivare alla servitizzazione piuttosto che alla manutenzione predittiva. Ecco, in questo percorso il bisogno di conoscenza, di supporto da parte delle aziende è molto trasversale, cioè tutte le aziende sono un po' in questo flusso e sono posizionate a seconda della loro evoluzione, delle competenze interne, di quello che hanno avuto come supporto, sono posizionate in questo flusso. Ed è proprio qui che entra in qualche modo il lavoro sostanzialmente che possono svolgere i Digital Innovation Hub. Allora, dicevo, Digital Innovation Hub regionale Confindustria Veneto attraverso la sua società di servizi SIAV ed coordina in qualche modo una rete che vedete qui indicata, cioè quella di il Digital Innovation Hub di Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est e Confindustria Vicenza, e Verona con la Fondazione SpeedHub, che è un altro Digital Innovation Hub dedicato con specializzazione maggiore sulla logistica.
Abbiamo ormai, insomma, queste attività sono iniziate da 4 anni, quindi adesso sono 12 risorse dedicate e 4 temporary manager a svolgere queste attività. Gli ambiti di attività presidiate sono 3 sostanzialmente, io vado velocemente ai servizi, gli studi e ricerche, adesso vi dico velocemente, più che altro vi do i riferimenti dove poter trovare anche sul nostro sito questi elementi, i temi della OMS, qui in particolare con un'iniziativa che si chiama 100 luoghi in Industria 4.0 e infine i servizi di cui parleremo oggi. Allora, appunto, studi e ricerche, noi siamo soliti, insomma, osservare un po' tutti i casi che ci vengono in qualche modo, che abbiamo la fortuna, l'occasione di vedere da parte delle aziende, però poi li vogliamo un po' leggere trasversalmente. Qui trovate in questa presentazione che poi vi verrà inviata tutta una serie di link dove potrete andare ad approfondire appunto gli elementi di studi e ricerche che sono sia studi e ricerche finanziati in particolare da fondi dirigenti ma anche da progetti europei. Quindi qui troverete molti casi aziendali, molti esempi, quindi molte applicazioni in qualche modo di quello che abbiamo osservato. Questo è un esempio, lo trovate proprio sul nostro sito, ma ripeto, ci sono tutti gli elementi della lettura della descrizione di quelli che sono casi aziendali 4.0 sulle fabbriche vetrine, o ancora appunto temi relativi a approfondimenti sull'intelligenza artificiale, anche qui con tutti i casi che potete trovare. Il tema dell'awareness, dicevo, è un progetto che è diventato buona prassi nazionale, si chiama 100 luoghi Industria 4.0 della sostenibilità. Che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a fare sostanzialmente una rete di fabbriche vetrina, questo è un esempio di una delle fabbriche vetrina che abbiamo in qualche modo mappato, abbiamo raccontato, ma poi agganciato a questo c'è stato un roadshow avviato nel 2010, queste sono le aziende, le 50 aziende che partecipano, peraltro chiunque voglia candidarsi lo può fare, è una candidatura assolutamente libera. E poi appunto quello che viene fatto all'interno di queste fabbriche vetrine sono dei roadshow, si è iniziato con un roadshow fisico nel 2019, poi sappiamo bene quello che è successo, poi abbiamo fatto altri, diciamo, 10 incontri invece virtuali, a cui hanno partecipato poi oltre 1000 partecipanti e devo dire sono stati un'occasione per creare un network molto interessante di fabbriche vetrina che anche tra loro dialogano, perché in questo processo che accomuna, come dicevamo, un po' tutte le aziende manifatturiere, lo scambio di prassi tra aziende normali, nel senso non tra grandissime aziende, ma tra aziende che connotano un po' il nostro territorio, è molto interessante. Ecco, e arriviamo ai servizi, che è un po' il tema di oggi. Nella precedente, che cos'è, qual è l'intuizione che c'è dietro a tutto questo? Sostanzialmente l'intuizione è che per ottimo le iniziative di awareness, ottimo i seminari di approfondimento, però poi alla fine bisogna anche in qualche modo mettere a terra le cose. Per mettere a terra le cose, il sistema Confindustria ha individuato sostanzialmente questi due strumenti che vedete indicati in questa slide, quindi da un lato il Digital Maturity Assessment, di cui abbiamo parlato nel seminario della scorsa settimana, e qui trovate comunque gli atti di questo seminario, li trovate sostanzialmente nei nostri siti, nei canali social delle territoriali, quindi avete modo di vedere un po' che cos'è il Digital Maturity Assessment, su cui non entreremo oggi, e invece il Cyber Security Assessment, che è l'oggetto dell'incontro di oggi. Questo tipo di diciamo, intervento è un primo intervento che comunque richiede un certo impegno in termini temporali da parte delle aziende, perché più o meno tra la diagnosi e la restituzione di questi audit che danno sostanzialmente una roadmap per l'azienda da seguire, ci sono sostanzialmente una regolazione che vale più o meno 2 giornate. Ecco, dopo questo ci sono degli ulteriori piccoli pacchettini che non sono, ecco, ci starei a dirlo, non sono dei lunghi percorsi consulenziali. Questo è il mercato, noi facciamo sostanzialmente, in qualche modo trasferiamo conoscenza applicata sull'azienda e questo è il nostro ruolo, non è il ruolo quello di andare invece sostanzialmente a fare dei percorsi consulenziali strutturati, però questa parte qui, appunto, questi strumenti servono poi a fare quell'altra parte, quell'indirizzamento che vedete, quindi dalla parte di integrazione digitale, all'accesso anche a contributi, all'orientamento sul networking, compreso quello dei competence center, e a verificare eventuali bisogni formativi. Questo è un po' lo schema di riferimento su cui ci muoviamo.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo svolto circa un centinaio di maturity assessment, quelli di cui abbiamo parlato la scorsa volta, e poi appunto abbiamo realizzato alcuni percorsi post-audit. Siccome la cosa ha funzionato molto bene, ecco, una cosa però che voglio evidenziare è chi lo conduce. Lo strumento dell'audit è sicuramente importante, ma poi alla fine quello che è fondamentale è la competenza dell'auditor in qualche modo, di colui che poi va in azienda. Ecco, noi partendo già, come dicevo, 4 anni fa con un progetto di Confindustria, siamo riusciti in qualche modo, attraverso proprio Confindustria Federmanager, a individuare una serie di manager dell'innovazione con altissime competenze e di altissima qualità. Ed è proprio questo sostanzialmente il valore aggiunto che noi riusciamo a trasferire attraverso questi audit, perché è un sistema di confrontarsi sui cambiamenti nel digitale delle imprese e di avere sostanzialmente un supporto da persone con una notevolissima esperienza aziendale, quindi una visione diciamo, molto tecnica e ingegneristica di queste partite. E appunto, siccome questa cosa ha funzionato, no? 100 audit sulla maturità digitale, abbiamo partecipato a una serie di, qui probabilmente per molti queste sigle neuro, poi l'innovazione non vuol dire, non vuol dire niente, ma in realtà sono dei bandi, diversi bandi a cui abbiamo partecipato, e quindi abbiamo in qualche modo in pancia tutti questi numeri che vedete da mettere a terra tra digital assessment, cyber assessment e poi quei piccoli percorsi post-audit dopo l'assessment. Quindi diciamo sono numeri molto importanti, e questi seminari d'intesa con le territoriali sono proprio volti a raccontare gli strumenti e ad avere sostanzialmente l'adesione delle aziende. Come funziona l'accesso a questi strumenti? C'è una verifica sulla dimensione d'impresa, perché questo è molto importante per noi, per decidere all'interno di quella tabella che avete visto dove collocare in qualche modo l'impresa. E poi ecco, viene erogato l'assessment di maturità digitale, modello Politecnico di Milano già spiegato, e di cyber, ne parliamo ora, sostanzialmente a titolo gratuito con un onere amministrativo, perché appunto questi sono tutti progetti che sono finanziati, quindi onere amministrativo vuol dire che bisogna compilare delle carte per gli aiuti di Stato, perché così ci chiedono i bandi PNRR che ci siamo aggiudicati. Il post-assessment invece non è più, non ha, per chi ovviamente lo sceglie, non è assolutamente obbligatorio, sono sostanzialmente pacchetti, diciamo, da 3 a 5 giornate con un cofinanziamento a carico dell'azienda variante. Questo un po' è lo schema, quindi le aziende che al termine di questo seminario o in generale fossero interessate ad accedere allo strumento di maturità digitale e o allo strumento di cyber, possono rivolgersi alle antenne sul territorio, alle nostre territoriali. Voi vedete qui i colleghi che assieme a noi hanno organizzato questo seminario, e che ringrazio, quindi per Confindustria Belluno Dolomiti Cristina Cara, per Veneto Confindustria Veneto Est Gian Beppino Darin, Confindustria Vicenza Simone Sinico, per Verona, Confindustria Verona Fondazione Spidab Francesca Milani. Ecco, quindi vi invito a rivolgervi alle vostre territoriali o anche a noi, ma comunque voglio dire la cosa è assolutamente condivisa totalmente con le nostre territoriali, per poi poter pianificare in tempi anche brevissimi questi audit. Ecco, io termino sostanzialmente la mia presentazione. Vedo collegato dagli Stati Uniti e a ore improbabili l'ingegner Colorio, che è uno dei nostri manager e incaricato in particolare della cyber security. Dicevo, questo modello, mentre quello della maturità digitale è rodato, ormai insomma sono appunto circa un centinaio le aziende che hanno già provato, devo dire anche con soddisfazione, a svolgere questa attività. Quello della cyber è un modello nuovo, è un modello anche, diciamo, non è diciamo, un modellino, tra virgolette, superficiale, ma complesso. Allora chiederei a Massimo, ringraziandolo molto per la partecipazione, per la sveglia ad ore, diciamo, improbabili, di allora raccontarci un po' come funziona questo strumento da un lato, però Massimo allargherà sostanzialmente un po' anche il perimetro anche a quelle che sono le nuove normative europee sulla cyber, che sta ovviamente, lo è già, ma e diventerà un argomento sempre più sulle agende di molte nostre imprese. E ribadisco l'invito per tutti, per qualsiasi dubbio ci sia, a usare la chat, e passo volentieri la parola a Massimo ringraziandolo.
Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per la presentazione. Un attimo che attivo la presentazione, scusate. Si vede? Sì, perfetto Massimo. Perfetto. Allora, intanto grazie mille a tutti per la partecipazione. Allora, quello che vi racconterò, come introduceva Stefano, è l'assessment di cyber security, ma vorrei partire dal perché un assessment di questo tipo può essere una cosa utile per le aziende. Poi, sempre come accennava Stefano, in coda, tempo permettendo, faremo un veloce cenno a quella che è la normativa NIS2 che arriverà a metà ottobre e che riguarderà moltissime aziende, e il tema è un po' quello della resilienza e della cyber security. Allora, cominciamo dal perché un assessment come questo per un'azienda può essere utile aderire al programma di cyber. E vi prego di scusarmi, vi farò vedere delle chart che non vogliono avere uno scopo di terrorismo psicologico. Può sembrare questo, non è lungi da me fare terrorismo psicologico, però vi voglio dare dei numeri di quelli che sono gli impatti della cyber in Italia in questo momento, purtroppo aggiungerei. Quali sono i problemi e i rischi più diffusi che possono derivare da problemi di cyber security? Innanzitutto, e lo avrete sentito tutti, il discorso di pagamento errati su IBAN falsificati, di furto di identità. Poi tecnicamente ci sono modalità che vengono chiamate man in the middle. In sostanza, si spinge l'azienda a fare un pagamento su un IBAN fittizio. Ovviamente una volta fatto non c'è modo di tornare indietro. Ma non è purtroppo questo il problema più grosso. Il problema più grosso, uno dei problemi più grossi è quello che viene chiamato cryptolocking, cioè attraverso delle azioni di infezione nei sistemi IT dell'azienda viene bloccata l'azienda per giorni, in certi casi addirittura per settimane. E il punto fondamentale è che niente garantisce di poter ripartire. Viene chiesto un riscatto e qui poi questo può prolungare i tempi. Il costo normalmente è molto importante, ci sarebbero anche dei risvolti di illecito penale, però nessuno garantisce che una volta pagato si possa poi ripartire, e comunque stare fermi giorni, addirittura settimane, può essere, sicuramente, no, può essere, ha sicuramente un impatto molto importante dal punto di vista economico. Un'altra cosa che avrete sicuramente sentito perché spesso va sui giornali è il furto di dati, e in certi casi si parla di furti dei dati dei clienti, dei fornitori, e quindi degli impatti su quello che è il GDPR, della privacy, eccetera. Ma questo non è l'aspetto principale. L'aspetto principale è il furto di dati sensibili relativamente a prodotti, a progetti, a contratti, che spesso l'azienda subisce. Queste informazioni vengono vendute sul mercato nero della cyber security, quello che si chiama dark web, e non si ha mai certezza di dove sono andati a finire, e spesso non si ha mai nemmeno la certezza se veramente sono stati venduti, oppure addirittura io sono stato colpito, non lo so, vengono vendute le mie informazioni e non me ne accorgo neppure. Un ultimo aspetto che spesso viene in questo momento non considerato, secondo me, per l'importanza che ha, è quello del danno reputazionale normativo. E ovviamente essere colpiti e stare fermi magari per una settimana può avere un impatto sulla reputazione aziendale, ma avere anche un impatto sulla reputazione di quelli che sono i propri clienti o i propri fornitori, e questo sicuramente non agevola. Stanno arrivando, e accennavamo all'inizio, delle costrizioni, degli obblighi normativi molto forti. Chi di voi lavora nel mondo automotive e quindi con l'industria tedesca avrà sentito parlare di TISAX. Starà arrivando per un numero molto alto di aziende quella che viene chiamata NIS2,
che riguarda un po' la resiliency e la cyber security, di cui accenniamo più tardi. Ultimo, ci sono impatti assicurativi. Chi di voi ha un'assicurazione in ambito cyber, ovviamente se viene colpito si vedrà aumentare l'impatto economico negli anni successivi, ma anche organizzativi, perché vi assicuro che essere colpiti è una sorta di terremoto all'interno dell'azienda e poi ci sono degli strascichi organizzativi, possono esserci degli strascichi organizzativi non banali. Come sta andando il mercato? Qui vi faccio vedere un trend che viene fatto dal CLUSIT, che è un'associazione italiana per la cyber security associata all'Università di Milano, che vuole promuovere la consapevolezza del rischio e come vedete gli attacchi in Italia stanno crescendo in maniera molto significativa. Considerate che negli ultimi 10 anni c'è stato un incremento del 350% nel 2023, perché questo dato riporta a metà del 2023 rispetto al 2014. Ma questo purtroppo non è tutto. Un altro aspetto estremamente significativo è che non solo gli attacchi sono aumentati dal punto di vista numerico, ma sono diventati molto più sofisticati e molto più pericolosi. Nel 2023 il CLUSIT questo è il report che è stato presentato un paio di mesi fa, quindi su quello che è successo nel 2023, e stabilisce che il 56% degli attacchi registrati ormai sono diventati attacchi a gravità elevata o critica e il trend ovviamente è in crescita. Quali sono i settori manifatturieri più colpiti? A parte la pubblica amministrazione, che poi va su tutti i giornali, di cui ovviamente tutti abbiamo sentito parlare, e sono il 19%, se noi mettiamo insieme il settore manifatturiero, il settore del retail e il settore della logistica, questi tre settori insieme vanno al di là del un terzo degli attacchi, esattamente al 36%. Sono quelle fette del grafico verdi, blu e gialli. Quindi come vedete settori che ci possono interessare molto da vicino. Allora a questo punto perché vi racconto di fatto questo quadro che capisco possa non essere assolutamente rassicurante, vi racconto un po' come funziona l'assessment di cybersicurezza. Allora, la cybersicurezza è stato e viene elaborato sulla base di quelli che sono dei riferimenti internazionali, il NIST, che è il National Institute of Standard and Technology americano, e poi dal quale è stato poi estrapolato quello che viene chiamato Framework Nazionale per la Cyber Security Data Protection. E poi questo modello fa riferimento a dei modelli ISO 27001, 27002, che sono modelli internazionali. Che cosa stabilisce questo? Su che cosa si basa questo assessment? Su un framework che è un insieme di linee guida, il cui scopo non è risolvere al 100% il problema della cyber security, questo è impossibile, ma introdurre una cultura di gestione del rischio all'interno delle aziende che porti le aziende a combattere la cyber security, anche perché quelli che sono i problemi di cyber security oggi, magari l'anno prossimo, possono anche essere cambiati. Ovviamente questo modello è molto articolato e quindi per renderlo applicabile alle aziende della piccola e media impresa sono stati estrapolati 15 controlli essenziali di cybersicurezza sui quali si basa il modello dell'assessment. I vantaggi quali sono che questo modello può introdurre? Sicuramente quello di cominciare un percorso che porti a un miglioramento progressivo all'interno dell'azienda, identificando i rischi legati alla cybersicurezza, valutando quelle che sono le conseguenze per la specifica azienda in quello specifico momento, abilitando quindi l'implementazione e contestualizzandoli in termini di priorità al contesto aziendale e quindi l'implementazione delle misure di sicurezza e poi cercando di tenere monitorata quella che è l'evoluzione nel tempo di queste misure che vengono implementate a livello aziendale. Una cosa importantissima, ovviamente le informazioni che vengono raccolte dall'assessment possono essere estremamente sensibili per l'azienda, quindi sono state implementate nella raccolta dell'informazione e poi nella condivisione
rigorose misure di non disclosure, di sicurezza delle informazioni, di trattamento confidenziale delle informazioni, proprio per evitare che ci possa essere un momento in cui le informazioni raccolte vengano associate al nome dell'azienda. Viene attribuito un codice, tutto quello che viene fatto sulla base del codice, non è mai riconducibile all'azienda, viene criptato e viene condiviso in maniera criptata, proprio per evitare che circolino in chiaro operazioni e informazioni estremamente sensibili per l'azienda. Come si sviluppa l'assessment? E l'assessment fa riferimento a due profili target, come la maggior parte degli assessment. Poi. Un profilo target 2B, che è quello che potrebbe essere quello desiderato, quello auspicabile per l'azienda, che stabilisce un livello minimo di maturità per l'azienda, e questo profilo viene definito ovviamente tenendo conto dello specifico contesto di business dell'azienda stessa e del livello di sicurezza desiderato. Sono stati identificati tre livelli, base, medio ed avanzato. L'azienda sceglierà qual è il livello di riferimento. Il consiglio che noi diamo è partiamo con il profilo base e poi evolveremo eventualmente nel tempo, però questo non è tassativo, si può partire anche da un livello più elevato. E poi viene definito un secondo profilo, che è quello che l'assessment permette di identificare, che è la situazione al momento dell'azienda. Questi due profili poi vengono, e questo secondo profilo di fatto costituisce una fotografia di quella che è la posizione dell'azienda in quel momento. Questi due profili poi vengono confrontati e quindi vengono poi sulla base del confronto stabiliti distanze, regole, cioè azioni per rimediare eventuali distanze eccessive e così via. Ripeto, sempre contestualizzate alla situazione, al contesto aziendale specifico. Allora, come si sviluppa l'assessment? C'è una prima fase estremamente formale, burocratica, in cui l'azienda si registra, riceve alcuni documenti sulla privacy, sulla non disclosure che vanno firmati. Alla fine di questa prima fase viene associato il codice all'azienda, come vi accennavo prima. Poi esiste una seconda fase che vorremmo e suggeriamo di fare via web meeting, in cui vengono raccolte tutta una serie di informazioni relative all'azienda per contestualizzare, come vi dicevo prima, il codice Ateco, il numero dei dipendenti, se l'azienda lavora solo in Italia piuttosto che all'estero, e quindi se ha sedi all'estero, capire anche quali sono poi i paesi, quello che è un profilo di rischio che può riguardare l'azienda, siete già stati colpiti, non siete stati colpiti, avete frequenti operazioni di phishing, di mail che vi arrivano e che cercate di evitare o cose di questo tipo. E questo ci aiuta a contestualizzare l'assessment nello specifico della vostra azienda. Io ho riportato qui un paio di immagini, il settore di riferimento, il numero di dipendenti, come vedete le informazioni sono abbastanza generiche. Lo vogliamo fare via web meeting perché da questo, vogliamo farlo bene, perché da questo poi deriva quello che è il profilo 2B a cui facciamo riferimento come vi accennavo prima. Questo porta a definire il target che si vuole raggiungere, ok? E questo è, anche qui vi ho riportato un paio di immagini di quello che poi è il livello che si vuole raggiungere. C'è tutto dietro un modello piuttosto elaborato che dice, ok, visto tutte queste considerazioni, visto quello che si vuole raggiungere, il livello di rischio dell'azienda può essere considerato alto, può essere considerato medio-alto e così via. Ok? La terza fase dell'assessment è quella della raccolta vera e propria delle informazioni. Ci sono 30 titoli, le domande sono incrementali sui vari titoli per capire a quale livello la maturità dell'azienda in quel momento arriva e poi ovviamente queste informazioni contribuiranno a definire quello che è il profilo target e per confrontarlo con il 2B e quindi valutare la differenza, ma soprattutto il confronto poi porterà a proporre alle aziende
delle azioni di quick win, quindi cose che velocemente si possono implementare compatibilmente con il budget dell'azienda, e poi quelli che vengono chiamati next step, che invece sono azioni di medio termine, magari più complesse, magari più costose, magari vanno messe a budget per tempo, per aumentare il livello di protezione nel tempo. Adesso qui vi ho riportato un paio di slide, un paio di immagini del tipo di informazioni che vengono raccolte. Per esempio, una è tenete traccia dei device, dei PC che vengono distribuiti in azienda. Sì, abbiamo uno strumento, lo facciamo in maniera automatica, lo facciamo in maniera manuale, lo facciamo in maniera sistematica, lo facciamo in maniera saltuaria, e questo ci aiuta a capire qual è il livello di maturità rispetto a determinate operazioni che vengono poste della specifica azienda. Vengono fatti i backup, come vengono fatti, eccetera. Non mi soffermo su questi elementi, volevo solo riportare. Una volta raccolte le informazioni di questa fase 3, vengono elaborate dando uno score alle domande che vengono raccolte. Dallo score delle domande poi vengono raggruppate dando uno score delle categorie, e alla fine si arriva ad uno score di quella che è la maturità, quindi quello che vedete in verde, il maturity level dell'azienda, e Massimo, scusa, Massimo, chiedo scusa se ti interrompo, non si sente bene, c'è stato, gli ultimi secondi hanno avuto la tua voce interrotta. Eh, dicevo, magari qua, una volta raccolte le informazioni della Eh, fase 3, c'è una fase elaborativa successiva che ovviamente non riguarda l'azienda, che attribuendo degli score arriva a proporre a uno score globale dell'azienda, che viene confrontato con il target maturity level che qui vedete in verde, e con quello che invece viene rilevato, che è il detected maturity level che voi vedete in arancione. Poi viene dettagliato su delle funzioni in maniera specifica, ma se lo vogliamo è una cosa un po' tecnica che riguarda noi che facciamo questo tipo di assessment. Alla fine di questa operazione viene prodotto il report il report di restituzione. Scusate, ritorno un attimo indietro. Quanto tempo occupa per l'azienda la fase iniziale che facciamo via web meeting? Un'oretta. Basta che ci sia una persona via web meeting che ci possa dare le informazioni di base sull'azienda, diciamo che anche meno di un'ora, ma diciamo tendenzialmente un'ora di una persona. Quanto tempo ci vuole invece a fare la seconda fase, la terza fase, quella di raccolta delle informazioni specifiche? Noi abbiamo fatto una prima stima che ci vorranno dalle 2 alle 3 ore, anche perché avremo bisogno di capire un po' di più il contesto specifico dell'azienda, e qui ci dovrebbero essere coinvolti profili di persone, sicuramente il responsabile IT, sicuramente ci serve che ci sia però magari qualcuno della gestione del personale, qualcuno delle operation, per capire un po', per aiutarci a raccogliere meglio le informazioni e a capire meglio il contesto. Ultima parte, quella della restituzione post-elaborazione. Ecco, in questo caso noi vi chiediamo, abbiamo fatto una prima stima anche in questo caso, che ci vorranno circa 2 ore in presenza, in cui andare a presentare i risultati con dei report di quelle che sono le informazioni raccolte, e quelle che sono i consigli, soprattutto quelli che sono i consigli che possono derivare da azioni da implementare su breve, azioni suggerite, ovviamente non sono obbligatorie, da implementare nel breve piuttosto che nel medio termine, e ovviamente azioni a cui viene associata una priorità, perché il contesto può influenzare pesantemente la priorità di intervento. Vi faccio un esempio. Io sono un'azienda che ha molti brevetti, informazioni estremamente delicate, ovviamente io dovrò proteggere in maniera molto significativa le informazioni che circolano in azienda. Viceversa, sono un'azienda che non ha informazioni particolarmente sensibili, ecco che ovviamente le informazioni andranno protette ugualmente, ma sicuramente in un modo più blando, fra virgolette, e
magari meno impellente rispetto al primo caso che vi ho citato, e così via. Okay. Vi vengono presentati dei diagrammi a radar che vi permettono di capire qual è la distanza rispetto a determinate variabili di quelle che sono rispetto a determinati profili di riferimento di quello rilevato rispetto a quello to be, per esempio la gestione del rischio, la gestione del rischio della supply chain, la sicurezza delle informazioni, le password, l'identity management e così via. Questo, ribadisco ancora una volta, scusate se insisto su questo punto, per ciascuna dimensione vi darà la distanza tra la postura tecnico-organizzativa target e quella corrente, ma contestualizzata allo specifico contesto aziendale. E le azioni, anche le azioni che poi vengono consigliate, come vi facevo l'esempio prima, devono essere contestualizzate all'azienda. Perché la medesima azione può avere impatti aziendali estremamente diversi e quindi può avere priorità diverse. Questo è un esempio di tabella di quick win che vengono suggeriti, quindi quelli che sono le azioni consigliate sul breve termine, oppure questo che è la seconda tabella che invece propone sulla base delle informazioni raccolte azioni suggerite da implementare nel medio termine. Quindi, ricapitolando, ci sono 4 fasi. Un'adesione, quindi ci si deve registrare, firmare i documenti, eccetera. Una seconda fase che richiede circa un'ora di tempo via web meeting per raccogliere le informazioni relative all'azienda. Una terza fase, sono circa 3 ore da fare in presenza per consentirci a noi di raccogliere tutte le informazioni che ci servono poi per la stesura dell'assessment e poi la consegna dei risultati da rifare in presenza circa 2 ore. In quest'ultima fase sarebbe bene che ci fosse anche il top management dell'azienda, perché sensibilizzare il top management su alcuni o la proprietà su questi temi riteniamo sia estremamente importante. Poi, volendo, può esserci una quinta fase opzionale che fa praticamente operazioni molto simili su quelle che sono le operational technology, l'industrial IoT, quindi raccogliere informazioni che non riguardano specificatamente il contesto IT, ma riguardano specificatamente il contesto OT. Ok, quindi device, macchinari, automatizzazione di macchinari, raccolta di informazioni, protezione di macchinari connessi o cose di questo tipo. Anche questo ha dei titoli, in questo caso sono 34, domande incrementali, volendo si può fare assieme all'assessment di cyber security, ovviamente ci vorrà un po' di più di tempo, oppure ci vogliono circa 2 ore aggiuntive rispetto a quello che è l'assessment di cyber security e diciamo un'altra oretta aggiuntiva per la presentazione dei risultati. Lo possiamo fare contestualmente a quello della cyber security oppure si può fare in un secondo momento. Ecco, credo di aver fatto una carrellata abbastanza veloce, scusatemi, ma il tempo a disposizione è un po' stretto. Vi volevo poi parlare, avevamo con Stefano parlato di presentarvi questa direttiva NIS2. Questa direttiva di NIS2 sta passando, diciamo, un po' sotto silenzio, ma è una direttiva invece che impatterà moltissimo le aziende. È una direttiva europea, gli stati devono accoglierla nella propria legislazione entro il 17 ottobre 2024, quindi 5 mesi da oggi sostanzialmente, e ha lo scopo di aumentare la resilienza delle organizzazioni e delle aziende rispetto a una precedente normativa che pochi conoscono perché riguardava poche aziende, estende di gran lunga lo scopo e quindi l'applicabilità al numero delle aziende e stabilisce una cosa molto importante, stabilisce in maniera molto chiara responsabilità e sanzioni che possono essere estremamente pesanti. Attenzione a un punto, questa normativa a livello europeo stabilisce il requisito minimo, poi ciascun paese è libero e deve implementarla, deve accoglierla nella propria legislazione, ma può implementarla in maniera più stretta. Ad esempio la Germania lo ha già fatto andando oltre a quella che è la normativa NIS2. Quindi se voi lavorate con la Germania
dovrete preoccuparvi della NIS2 in Italia, ma anche di quella che è l'applicazione della NIS2 in Germania, che, come dicevo prima, è più restrittiva. In che cosa consiste? Impone l'adozione di un insieme di policy a livello aziendale riguardo al mondo IT e all'analisi del rischio, quindi sia come deve essere strutturato l'IT, sia come devono essere gestiti i rischi. Impone di avere regole precise sulla gestione degli incidenti cyber e degli obblighi di segnalazione estremamente stringenti, impone l'adozione di misure di business continuity e impone ovviamente di conseguenza l'adozione di maggiori misure tecniche di sicurezza e di cybersicurezza, sempre la crittografia dell'informazione, l'autenticazione a più fattori, che quando vi arriva su un telefonino la conferma, che dovete dare conferma per poter accedere, al conto bancario. Ecco, questo si potrebbe applicare al contesto di posta, così via. E prevede lo svolgimento di audit e di test. E quindi in questo senso l'assessment di cybersicurezza può sicuramente aiutare. Attenzione, c'è un punto fondamentale che questa normativa introduce: la responsabilità dell'azienda non si limita all'azienda, ma coinvolge l'intera supply chain. Quindi i miei fornitori, io devo imporre non solo ma anche ai miei fornitori il rispetto di questa normativa. E questo è uno degli aspetti fondamentali che estende lo scopo di applicabilità in maniera veramente molto, molto significativa. In più introduce un aspetto estremamente importante: la responsabilità diretta del top management. Qualora ci fossero degli incidenti di questo tipo che devono essere segnalati, se ci sono non osservanze della normativa, il top management viene ritenuto responsabile. Quali sono gli obblighi del top manager? Ovviamente approvare le misure adottate dall'organizzazione riguardo alla gestione del rischio, supervisionare che vengano implementate, implementare corsi per il management e per le persone su questi argomenti, e quindi prevedere una formazione periodica per tutti, e poi agire ovviamente in maniera responsabile se dovessero presentarsi scusate che sto spostando che non vedo, nel momento in cui ci dovessero essere delle non conformità. Chiaro, succede qualche cosa, viene fatta un'ispezione e nel momento in cui ci dovessero essere delle responsabilità, il top management viene ritenuto responsabile. Vediamo un po'. Ecco, come funziona questo? Le aziende sono per macro gruppi. Le aziende oppure Massimo, scusa, Massimo, scusa se ti interrompo. Massimo, scusa se ti interrompo. Piccole bisogna avere. Prova a parlare finché non... Massimo, non so. Massimo, non so se mi senti, ma c'è un'interruzione. C'è un'interruzione di voce di nuovo nel corso di questa slide, quindi non siamo riusciti a sentire. No. Allora, nel frattempo, mentre recuperiamo l'ingegner Colorio, c'era una domanda a cui posso rispondere. Ovviamente invito ancora i presenti a fare eventuali domande, sempre usando la chat. La domanda appunto la domanda di Marco Simeonato è: si può sapere il costo indicativo dell'attività con e senza l'opzione? Immagino che l'opzione riguardi il tema dell'IoT. Allora, l'audit, come ho detto all'inizio, è gratuito. L'unica cosa che può essere, diciamo, richiesta può essere appunto richiesto un onere, tra virgolette, di carattere amministrativo, cioè la compilazione di documenti che vengono
che vengono richiesti. E quindi di fatto il tema dell'opzione dipende ovviamente da quanti macchinari IoT ci sono. Se ci sono, diciamo, se c'è un parco macchine infinito, bisogna valutare, però diciamo che di fondo questo audit è gratuito. Al limite, come dicevo prima, ci sono la possibilità di utilizzare dei pacchetti post-audit e quindi di fatto ci sono la possibilità di utilizzare i pacchetti post-audit, che quelli possono essere pacchetti di alcune giornate e sono invece, hanno un abbattimento del costo del costo della consulenza. Nel frattempo adesso vediamo di recuperare, vi chiedo scusa, di recuperare l'ingegner Colorio, perché penso che non riesca a sentirci e noi non sentiamo lui, per cui adesso stiamo vedendo se la regia, ecco, quindi un attimo, quindi abbiamo perso, deve tornare indietro di 2 slide, sempre che però si riesca a sentire la sua voce, perché appunto i collegamenti dagli Stati Uniti evidentemente non sempre funzionano perfettamente. Vediamo se... se riusciamo a recuperare. C'è il microfono spento, scusate, se riuscito a dare il microfono. A lui. No. Ecco, c'è un'ulteriore domanda. Vediamo se... Mi Massimo sentite? prova. Sì, adesso sì, scusa, ti abbiamo perso. Nel frattempo, Massimo, io ho risposto a una prima domanda che anche tu penso veda nella chat, ma ce n'è una seconda, quindi magari se ritorni indietro di 2 slide e poi dai 2 spiegazioni anche alla domanda che, ecco, guarda, ancora indietro, perché ti abbiamo perso dal momento, ecco, dal momento in cui parlavi delle entità varie, ecco, da lì. Scusate, io non ho fatto niente, me l'ha andato in mute, non ho capito per quale ragione. Allora, le aziende vengono catalogate in base alla dimensione, quindi grandi, medie e piccole. Le medie sono aziende che hanno tra i 50 e i 250 dipendenti e un fatturato tra i 10 e i 49 milioni di euro. Le piccole sono aziende che devono avere meno di 49 dipendenti e meno di 10 milioni di fatturato. Qualora una di queste due condizioni non fosse rispettata, ad esempio i dipendenti fossero 51 oppure il fatturato fosse di 11 milioni di euro, automaticamente l'azienda viene considerata media. La categorizzazione del livello di controlli e di gravità e di importanza dell'azienda riguarda invece le tre voci successive, quindi aziende che sono considerate essenziali, che prevedono sanzioni che arrivano a 10 milioni di euro, 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato globale. Aziende che sono considerate importanti, quindi un po' meno di quelle essenziali, e infatti in questo caso le sanzioni scendono a 7 milioni di euro e 1,4% del fatturato globale, comunque estremamente significativo. Poi ci sono quelle aziende che sono escluse da questo controllo. Non credo mi abbiate sentito. Essere esclusi non significa non essere assoggettati alla NIS, come vi dicevo prima. Significa che io come azienda non ho l'obbligo di rispetto della NIS, però se sono fornitore di un'azienda importante o essenziale, automaticamente sarà questa che mi chiederà di essere compliant alla NIS e di conseguenza esce dalla porta, rientra, il problema esce dalla porta e rientra dalla finestra. I settori impattati dalla NIS sono quelli che vedete elencati qua, quindi altamente critici, energia, trasporti, bancari, eccetera. Quelli critici, diciamo che nel contesto specifico nostro c'è quasi tutto il mondo manifatturiero, fabbricazione di dispositivi medici, di prodotti di elettronica o di ottica, apparecchiature elettriche, poi c'è una categorizzazione che andrà definita a livello legislativo di fabbricazione di macchinari e apparecchiature che vengono chiamate NCA, non classificate altrove, non è chiarissimo che cosa c'è qua dentro, ma ci sarà buona parte della fabbricazione delle apparecchiature, e poi c'è tutto il mondo automotive. Poi c'è tutto il mondo dell'agroalimentare e tutto il mondo della logistica. Qui viene chiamato, nella livello della normativa, viene chiamato servizi postali di corriere, ma quando si parla di corriere si parla proprio di logistica. Adesso anche questo
dovranno definirlo entro metà ottobre a livello legislativo in Italia. Qui vi ho riportato una slide, per esempio, come vedete, nel mondo dell'energia le piccole e microimprese non sono impattate dalla normativa NIS2, le medie sì, però è chiaro che se io sono una piccola e media impresa e sono fornitore di Enel, sarà Enel che mi chiede di rispettare questo tipo di normativa in quanto fornitore, ad esempio. E anche qui, come vedete, sostanze chimiche importanti vengono considerate le grandi e le medie imprese, idem per il settore alimentare, idem per il settore manifatturiero. Ripeto, essere una piccola e microimpresa e essere considerata non applicabile al NIS2 però non risolve il problema. Perché c'è tutto il discorso, c'è sempre tutto il discorso della supply chain. Allora, come possiamo aiutare? Possiamo aiutare innanzitutto tramite gli assessment di cyber security, perché tramite questi assessment si potrà identificare, valutare e di conseguenza poi eventualmente mettere in atto delle azioni di mitigazione dei rischi di cyber security. Quindi prima di tutto devo capire quali sono i rischi, poi devo valutare come sono io rispetto a questi rischi e poi quali sono le azioni che posso mettere in atto per mitigare. E quindi poi valutare, questo si farà valutando la postura di sicurezza dell'azienda specifica e questo l'assessment vi permette di farlo. Secondo step importante, quindi step 3 step 4, è quello di rafforzare le difese organizzative e tecnologiche dell'azienda tramite quelle operazioni di quick win e di next step di cui vi ho parlato in precedenza. Ovviamente all'interno di queste azioni ci saranno sicuramente la formazione del personale dell'azienda perché bisogna creare consapevolezza riguardo al problema della cyber security. È previsto dalla normativa, ma anche se voi ci pensate, è inutile che io mi costruisca una sicurezza a livello di Fort Knox e poi le mie persone lasciano le porte aperte perché cliccano sulla prima mail che arriva e da là mi entrano i malware e da là poi succede quello che deve succedere purtroppo. Devo fare in modo di implementare le misure di sicurezza, ma implementare anche delle misure organizzative e di sensibilizzazione del personale per evitare che vengano fatte operazioni in maniera improvvida. Se mi arriva una mail che mi dice di pagare su un IBAN e io non ho implementato una misura di controllo interno e la mia persona dell'amministrazione paga, ovviamente io posso aver implementato tutte le misure tecnologiche del mondo, ma poi viene fatto, se non ho spiegato alla persona che prima di pagare è meglio che controlli gli indirizzi email, è meglio che forse alzi il telefono e faccia una verifica a livello organizzativo, altrimenti vado a pagare. E un altro punto fondamentale sul quale possiamo aiutare è quello di formalizzare un piano di risposta agli incidenti cyber. Perché si richiede di fare un piano di risposta preventivo? È come un po' la sicurezza delle persone. Perché nel momento, vi assicuro, che chi viene colpito, nel momento in cui viene colpito e comincia a vedere i sistemi che si bloccano e l'azienda che si ferma, c'è il panico in azienda è a livelli altissimi. Quindi è bene avere un piano predefinito sia di risposta sia di comunicazione, perché poi ci sono degli obblighi di comunicazione, bisogna comunicare alla polizia postale, che cosa racconterò se io vado sui giornali piuttosto che cosa non racconterò e così via, è meglio formalizzarlo. E poi l'altro punto fondamentale che deriva dalla NIS2 è monitorare l'impatto della supply chain, sia mio come fornitore verso i miei clienti, sia dei miei fornitori e quindi quelli che possono essere eventuali obblighi miei, come vanno riflessi sui miei fornitori. Quindi l'assessment è un punto di partenza, le quick win e i next step permettono di cominciare questo percorso e quindi cominciare a implementare delle azioni e poi possiamo aiutare nel formalizzare il piano di risposta e il monitoraggio della cyber. Io avrei concluso qui e quindi a questo punto lascerei a tutte le domande spazio. Sì, Massimo, non so se le riesci a vedere, ce ne sono 3 pendenti in questo momento. Comunque se non le vedi le leggo io. La terza è la più semplice, quindi rispondo io. Si possono avere le presentazioni, senz'altro a tutti coloro che si sono iscritti
verranno inviate le presentazioni, quella del digital e soprattutto questa con tutte queste evidenze. Sei stato peraltro molto chiaro. Io volevo aggiungere un'ulteriore cosa, che questo strumento è stato elaborato, no, dal gruppo di lavoro di Confindustria assieme ai competence center, quindi diventa uno standard in qualche modo che verrà utilizzato d'ora in poi da tutte le aziende aderenti al sistema Confindustria. Questo è molto interessante perché con questo sistema qui potremo anche, ovviamente non immediatamente, ma disporre di dati comparativi. A parte questo, allora, ci sono due domande, non so se le vedi. Sì, le vedo. Allora, io Perfetto, allora fai pure tu su quelle due domande. Allora, la seconda di Umberto Baratto è nel caso di che un'azienda produca componenti ma è classificabile come media azienda, ad esempio morsettiere per un circuito stampato, oppure si può ritenere esclusa l'applicazione della NIS2? La risposta, adesso poi la normativa, la legislazione sarà più chiara in merito, ma la mia risposta è tendenzialmente no, è soggetta alla normativa, sia perché è media, sia perché in ogni caso è coinvolta in quanto fornitore di produttori, per esempio, di circuiti stampati. Io fornisco le morsettiere, ma se domani io non sono in condizione di fornire ai miei clienti le morsettiere, anche il mio cliente assoggettato alla NIS2 subisce l'impatto che sto provocando io. Quindi tendenzialmente, scusatemi per il tendenzialmente, ma la legge non c'è ancora, tendenzialmente direi di no, direi che questa azienda è assoggettata alla NIS2. In maniera diretta o indiretta questo va verificato, ma lo è. Seconda domanda, rientrano tutte le apparecchiature elettriche o solamente alcune? Anche qui bisogna usare un po' il condizionale. Tendenzialmente tutte, perché la normativa non distingue e quindi una distinzione all'interno di quelle che sono considerate le apparecchiature elettriche cioè soggette alla normativa piuttosto che no, ovviamente lo Stato lo può introdurre, però la normativa, pur essendo generale, la impone abbastanza ad ampio spettro, quindi direi tendenzialmente no. C'è un'altra domanda di Riccardo Verno che dice: Buongiorno, le imprese edili di dimensione media sono assoggettate alla NIS2? Non mi ricordo, ma mi pare che l'edilizia sia esclusa in questa fase, proprio perché quello che è l'obiettivo è quello della resilienza sull'immediato, quindi la risposta al problema. Però anche qui bisogna aspettare la normativa per capire un po' meglio. Intermediazione assicurativa direi invece esclusa. Non ho visto niente relativamente al discorso delle assicurazioni, viene considerato il mercato finanziario, quindi di intermediazione finanziaria, il mercato bancario, non viene inserito in nessun modo l'intermediazione assicurativa. Allora, un'altra domanda. Non mi è chiaro un aspetto: l'Italia deve adeguarsi alla normativa NIS2 entro la metà di ottobre, perché per le aziende vale lo stesso termine, oppure una volta definite le condizioni? No, no, no. La normativa, l'Italia si deve adeguare, deve legiferare entro il 17 di ottobre e una volta che è stata legiferata in Italia, diventa immediatamente operativa la legge che viene applicata. C'è un po' di tempo che viene lasciata a ogni paese per definire nello specifico i settori, i settori soggetti alla normativa, quindi passerà un minimo di tempo per la definizione di questi settori, ma la normativa dal 17 di ottobre sarà operativa. Anche perché, e io ho sorvolato su questo punto, questa normativa ormai è quasi un anno e mezzo che l'Europa l'ha erogata, quindi ha lasciato tempo agli stati per adeguarsi. È chiaro che una volta che lo Stato ha un obbligo di legiferare entro metà ottobre, poi diventa immediatamente operativa. Ecco. La vendita tramite e-commerce, a prescindere dal prodotto venduto, può far entrare l'impresa nel novero di quella società NIS? Sicuramente sì, perché tutta la parte di, adesso io ho sorvolato, magari ritorno un attimo su, ma forse le ho tolte, scusate, sì sì, tutto il mercato ehm,
dei servizi che vengono chiamati in termini generali di servizi digitali, quindi autenticazione, quindi legal mail e cose di questo tipo, ma anche tutta la parte e-commerce viene considerata un settore esposto, anzi è più critico degli altri. Quindi sì, poi ancora una volta, scusatemi, ma ritorno sempre su questo punto, dobbiamo capire bene cosa prevederà la legge. I tempi, il problema critico è che bisogna, secondo noi, cominciare a fare qualcosa velocemente, anche in questo contesto di un minimo di incertezza. Il tempo che c'è tra qua e l'arrivo della legge, tra oggi e l'arrivo della legge, di fatto sono 5 mesi, se poi togliamo agosto sono 4, quindi cominciare a fare almeno le operazioni basilari può essere fondamentale sia per risolvere e per indirizzare un po' le tematiche di cyber, sia dall'altro per prepararsi anche verso la normativa NIS2. È molto diverso se nel momento in cui dovessi essere colpito dire non ho fatto nulla rispetto che a dire ho fatto un assessment, stiamo implementando certe misure, magari non le abbiamo implementate tutte, però abbiamo già iniziato a livello aziendale tutto un certo tipo di percorso per arrivare. Anche poi le sanzioni dovranno tenere conto, a mio modo di vedere, qui esprimo un'opinione personale, di quello che l'azienda ha già cominciato a fare, sta già cominciando a fare, piuttosto che non ha fatto nulla e non è stato fatto nulla a livello aziendale. Spero di aver risposto. Mi scuso se purtroppo devo usare il condizionale, ma la normativa europea è chiara, poi deve essere tradotta in legge in Italia, poi bisogna capire come verrà tradotta. Insomma. Mi pare che non ci siano per ora altre domande, ce ne sono state, segno che anche il numero di partecipanti è molto elevato. Allora io intanto ringrazio moltissimo l'Ingegner Colorio per questa carrellata di informazioni e ricordo le regole a tutte le aziende, le regole di ingaggio. Allora, si può aderire attraverso la propria territoriale di riferimento. Prima abbiamo visto le persone di riferimento del territoriale, ma ribadiamo Cristina Cara, Confindustria Belluno Dolomiti, Gianbeppino Darin per Veneto Est, per Confindustria Vicenza Simone Sinico, per Confindustria Verona Francesca Milani. Ovviamente non sono da soli, c'è tutto un team di persone all'interno dell'associazione che può seguire questa partita. L'azienda può usufruire, insisto e ribadisco, gratuitamente di questi due strumenti, può sostanzialmente anche usufruire di tutti e due gli strumenti. Uno è quello sulla maturità digitale, trovate tutte le informazioni sui siti delle vostre territoriali, anche per quanto riguarda il modello, che è un modello molto articolato, e dall'altra parte invece sulla cyber, che è la cosa di cui abbiamo parlato oggi. Quindi ci sono questi due modelli. La fruizione è gratuita, poi dopo, una volta fatto l'AUDI, ci può essere diciamo, un piccolo periodo di tuning in qualche modo per ulteriormente verificare quello che emerge dalle roadmap e questo sono alcune altre giornate che possono essere invece di cui si può usufruire o anche non usufruire e in questo caso qui c'è diciamo un abbattimento del costo di queste attività che solo queste seconde sono onerose mentre le prime non lo sono. È richiesto una piccola pena, può essere richiesta, che è sostanzialmente per la parte degli audit gratuiti quella di dover sostanzialmente compilare un po' di carte perché questi servizi che mi pare insomma anche dall'interesse che ha avuto questo seminario sono sicuramente interessanti perché in qualche modo contestualizzano quello che è il tema del digitale in determinati ambiti e soprattutto che tra questo ci sono dei professionisti come l'Ingegner Colorio di assoluto livello. Ecco, questa cosa qui sono sostanzialmente ci siamo aggiudicati dei bandi, dei progetti, in particolare PNRR, e questi progetti ci consentono proprio di erogare gratuitamente queste attività o appunto le attività di post con un forte abbattimento dei costi di supporto. Ecco, questo è un po' il tema. Mi pare che insomma siamo riusciti a mettere a terra ecco, quello che è il tema dell'awareness, fornendo un servizio concreto alle aziende che poi dopo possono ovviamente implementare tutte le altre soluzioni di mercato. Io direi quindi vi manderemo le presentazioni, troverete comunque il video su tutti i canali social e i siti delle territoriali del Veneto e di Confindustria Veneto. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio moltissimo Massimo Colorio e quindi a questo punto ci sentiamo presto.
Posso, Stefano, mi scuso per i problemi dell'audio, però Beh, purtroppo. insomma, Scusate. no, ti ringraziamo invece per la tua disponibilità, nonostante da te siano le 5 o più o meno, quell'ora lì, insomma. Va bene, grazie ancora allora e buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti, grazie.